Benvenuti ragazzi. Ragazzi, trascorrerete qui gli anni più belli della vostra vita. Non tanto perché, sì, anche questo, perché studierete, vi formerete, ma voi crescerete, conoscerete tante persone, farete tantissime esperienze, non solo culturale, ma di tutti i tipi. Infatti oggi ho fatto venire i rappresentanti del Consiglio Istituto, i docenti, per potervi un attimino velocemente rappresentare quello che cos'è l'ospedalieri. L'ospedalieri è anche un modo di vivere, di interpretare la vita, perché è un momento in cui tutti quanti siamo una famiglia insieme. Sappiate che la mia porta, la mia presidenza, che è lì, è sempre aperta ed è chiaro che voi dovete essere protagonisti, voi dovete parlare sempre. Una cosa importante, se qualcosa non va col professore, perché magari non vi conosce, non dovete avere paura di parlare, cioè non c'è un modo, perché noi portiamo avanti questo progetto di legalità in senso lato, un progetto di vita che è quello dell'ospedalieri. Allora io sono sempre qui, i genitori mi possono incontrare in qualsiasi momento, i ragazzi pure, e ci sono un gruppo di studenti che lavora sempre con voi. Abbiamo Emanuele Geraci, viene Emanuele che è rappresentante del Consiglio d'Istituto, Fabrizio, Sofia, poi sono venuti altri ragazzi dove vi raccontano anche le esperienze e quello che facciamo velocemente in questa scuola. Già noi iniziamo fin da subito quello che ci caratterizza la nostra scuola, il teatro. Faremo noi quest'anno, ci stiamo preparando per il teatro classico, dove veramente questi ragazzi, l'anno scorso il direttore del Teatro Stabile è rimasto un po' perplesso, dice ma sono attori o sono ragazzi? Sono ragazzi che si mischiano primo, secondo, terzo anno senza fare sconti a nessuno. Poi abbiamo la professoressa San Filippo che è veterana, forse la più anziana, ma la più giovane, che insegna storia dell'arte e praticamente cura da tantissimi anni il musical Strepitosi, ragazzi. Poi abbiamo la professoressa Volando e noi portiamo avanti da un po' di tempo il progetto della legalità. Perché? Perché intanto diciamo, trasversalmente, con cittadinanza, noi lo facciamo in tutte le classi, però abbiamo iniziato 2 anni fa. L'anno scorso l'abbiamo perfezionato, quest'anno realmente abbiamo investito anche dei soldi, con i soldi del PNRR, dove veramente lavoriamo tantissimo col tribunale, i ragazzi vengono a scuola, fanno delle simulazioni, vanno in tribunale, veramente abbiamo tanto applauso da parte di tutto. Lavoriamo con la Camera Penale, loro quest'anno faranno anche un'attività nuova, a parte il civile, l'amministrativo e il penale, faranno anche, c'è l'avvocato console che se ne occupa, faranno anche il diritto ambientale. Quindi è un interesse forte. C'è l'approfondimento anche nelle lingue, che le lingue che i ragazzi hanno studiato, le lingue il francese e lo spagnolo, non deve essere dimenticato, deve essere coltivato, anche perché voi sapete, ormai abbiamo bisogno di tanti, dobbiamo sapere almeno 2 o 3 lingue. L'inglese qui si fa in maniera incredibile. Il pomeriggio noi facciamo corsi Cambridge, quindi i ragazzi prenderanno delle certificazioni, non c'è bisogno che andate nelle scuole fuori a prenderle, ma qui lo prenderete, ma sarà fatto anche lo spagnolo, sarà fatto anche il francese e il tedesco.